Ben trovati cari amici amanti della cultura, siamo ben lieti di portarvi in questo tristissimo momento, allorquando siete costretti a rimanere in casa, siamo ben lieti di portarvi comunque il teatro in casa, l'auditorium in casa. È uno dei servizi delle varie emittenti, le principali in ambito nazionale, che hanno aderito a questa nostra tra virgolette piattaforma multimediale e che quotidianamente vi danno un servizio importantissimo, i notiziari, l'informazione locale. Sono le protagoniste di quell'informazione che si rivolge direttamente al territorio. Come il mondo della cultura, anche il nostro mondo è in grave difficoltà. Assieme al peso della cultura, stiamo cercando di mettere insieme il peso per coinvolgervi voi tutti e darvi la possibilità di mantenere il diritto di essere informati. Sono a ringraziare perché questo nostro intento sta avendo soddisfazione. In questo senso vi propongo un paio di messaggi arrivati via audio. Messaggi che mi hanno motivato a questa riflessione. Buon ascolto. Ho riascoltato il tuo bellissimo concerto e ho visto questo video che hai mandato e dal quale mi pare di capire che Radio Veneto 1 potrebbe chiudere o altri emittenti di questo tipo, insomma. Facci sapere, oltre al like su YouTube, che cosa si può fare perché trovo che sia una profonda ingiustizia e una perdita culturale e non solo informativa immensa per tutti quanti. Se sai di qualche iniziativa a sostegno di queste TV regionali che sono in difficoltà, faccela sapere. Ok, ti auguro una bellissima giornata di sole. Ciao. Come ti avevo promesso, mi sono informata sulla situazione in Sicilia rispetto al discorso radio e televisione. Il 70% ha già chiuso, vuoi per mancanza di finanziamenti, vuoi per il Covid e vuoi soprattutto di quella che è ormai la nuova comunicazione. I social stanno prendendo piede sotto tutti i punti di vista. Ormai le persone non comprano giornali, non fanno più niente, insomma c'è una situazione disperata. Anche la stampa è ferma perché non se ne vuole occupare, in quanto i vecchi ragionano sempre in termini di carta stampata. I nuovi, che sono quelli che hanno più potere, che usano i social, che non fanno nessuna indagine per verificare le fonti delle notizie, eccetera, eccetera, scalpitano. Io temo che anche la stampa finirà di esistere. Forse ci ritroveremo a non avere più neanche l'ordine dei giornalisti. Insomma, la situazione della comunicazione è veramente drammatica. Secondo me siamo già in piena fattoria degli animali di Orwell. Sono dispiaciuta è dire poco, di più. A presto, mia cara, ciao. Come vi ho detto, mi ha motivato questa riflessione anche la notizia che un grande lavoratore, e vi assicuro che non è l'unico, siamo in molti, moltissimi, ma mi ha toccato la fine di Adriano Urso, un musicista, un eccellente pianista, il quale, rimasto senza lavoro, per dignità ha deciso di fare il rider, di fare le consegne a domicilio. La settimana scorsa, spingendo la sua auto in panne, si è accasciato e ci ha lasciati per un infarto. Sosteneva che la musica è stata uccisa, che non avrebbe potuto avere più futuro.
No, caro Adriano, anche noi siamo molto preoccupati per il nostro futuro, ma la tua dignità, la tua volontà di lavorare comunque, ci sarà di esempio per resistere e continuare. Che la terra ti sia leggera. Anche questo è fare informazione e cultura. Tocca ora al servizio di presentazione delle emittenti, di una delle emittenti di informazione locale che aderiscono al nostro progetto, emittenti che si preoccupano di portare l'informazione direttamente a casa vostra, l'informazione del vostro territorio. È la volta di Antenna 3, bella emittente toscana, alla quale diamo la linea. L'informazione locale che affianca quella nazionale è di fondamentale importanza ed è in questo modo che la nostra presenza diventa specifica, perché rivolta ai comuni, ai paesi, ai borghi. A noi piace occuparci di questa realtà perché è qui che viviamo. Il mare della nostra costa e i suoi pescatori, il marmo e i suoi cavatori, la Lunigiana e i suoi castelli, le nostre città, sebbene piccole, e i cittadini. Uomini e natura, fabbriche e Alpi Apuane. Le parole, le immagini, le interviste, i servizi, il nostro impegno nel rendere visibile e chiara l'attività di una comunità, che sia commerciale, industriale, politica o sportiva. Quanta passione mettiamo come emittente locale nell'occuparci della quotidianità, la realtà giorno per giorno, la vicinanza ai telespettatori con il compito di mantenere l'informazione intelligente e vivace e la conoscenza necessaria allo sviluppo di ogni cittadino. La nostra emittente locale invita all'ascolto tutti, nessuno escluso, davvero. E se non ci daranno la possibilità di trasmettere, tutto questo non sarà più possibile, davvero. Belle realtà come quelle che abbiamo appena visto, essenziali per informare il territorio. Sono realtà che vanno difese. In questo senso ringrazio le due ascoltatrici che ci hanno fatto sentire la loro presenza. Ringrazio appunto Antenna 3 della Toscana per il servizio che sa dare al suo territorio e ringrazio anche realtà come il comune di Villorba che ci permette di riempire la nostra terza pagina di oggi. Siamo infatti all'Auditorium Mario del Monaco di Catena di Villorba. Villorba è una municipalità confinante con Treviso ed è il più esteso comune della provincia, appunto, della nostra provincia, della provincia di Treviso. Da 7 anni ci dà spazio per portare la cultura alla gente e la gente alla cultura. Il servizio di tutte le realtà locali che svolgono attività di informazione, che certo non deve essere spento per nessun motivo. Ed eccoci al programma di questa sera. 2 grandi interpreti, Carlo Lazzari al violino, Paola Carraro alla viola. Noterete che non portano la mascherina perché sono marito e moglie e in quanto congiunti possono fruire di questa deroga. Il programma inizia con Wolfgang Amadeus Mozart e il suo duo in sol maggiore K423 nei tempi allegro, adagio, rondò allegro. Proseguirà con Georg Friedrich Händel nell'arrangiamento per violino e viola di Johann Halvorsen, della Sarabanda con variazioni in re minore. Ritorneremo poi ancora con Wolfgang Amadeus Mozart
nel duo in si bemolle maggiore K2-4 per violino e viola nei tempi adagio allegro, andante cantabile e andante con variazioni. Dopodiché ci è stato richiesto da più parti, moltissimi ci hanno richiesto il bis, e di Johann Sebastian Bach, le due invenzioni a due voci nella rielaborazione per violino e viola di Ferdinand David, la numero 13 in La minore BWV 784 e la numero 8 in Fa maggiore BWV 779. Buon ascolto. I due duetti per violino e viola di Mozart devono la loro esistenza ad un evento fortuito. Nel 1783 il primo violino dell'orchestra di corte di Salisburgo, Michael Haydn, fratello di Franz Joseph e da tempo amico di Mozart, era stato incaricato dall'arcivescovo di quella città di scrivere una serie di 6 duo per violino e viola. Ne aveva completati già 4 quando si ammalò e non sarebbe riuscito a consegnare la serie completa entro la data prevista, se non con l'intervento di Mozart, che si offrì di scrivere lui stesso i 2 pezzi mancanti, regalandoli generosamente all'amico. Il primo duo in sol maggiore si articola in 3 movimenti. Il primo è un allegro dallo stile concertante, il secondo è un adagio dal carattere cantabile. Violino e viola si alternano nell'esecuzione del tema. Il terzo ed ultimo è un festoso allegro in forma di rondò.
La sarabanda di Georg Friedrich Händel è il celeberrimo quarto movimento dalla suite in re minore HWV 437 per clavicembalo, composta tra il 1703 e il 1706. Deve oggi la sua popolarità al film di Stanley Kubrick del 1975 Barry Lyndon, per il finale del quale fu scelto come colonna sonora in un'austera versione orchestrale dal lento incidere quasi angosciante. La ascoltiamo nella trascrizione ottocentesca per violino e viola del compositore e direttore d'orchestra norvegese Johan Halvorsen, tema con 11 variazioni.
Il secondo duo in si bemolle K424 di Mozart per violino e viola, composto anch'esso a Salisburgo nel 1783, inizia con un adagio allegro, ovvero una magnifica introduzione lenta, basata su un caro motivo a Mozart, e prosegue appunto con un allegro in tempo ternario notevole per la varietà di idee melodiche. L'andante cantabile è costituito da una lunga melodia del violino, di stile già romantico, affiancata dall'armonia a corde doppie della viola. L'andante con variazioni presenta dei contorni molto netti, con un carattere diverso per ciascuna delle 6 variazioni, ed una coda che trasforma il tema in una vivace danza tedesca.
Avevo annunciato due grandi interpreti e due grandi interpreti ci siamo visti ed ascoltati. Spero proprio vi siate goduti un'oretta circa di buona musica classica da Treviso sulla vostra rete. Siamo riusciti, grazie ad editori illuminati, a dare copertura nazionale a queste nostre iniziative per tenervi compagnia, per far sì che vi sentiate virtualmente come a teatro, come all'auditorium. Al prossimo appuntamento e grazie dell'ascolto.